Era prevista prima della trasmissione di Santoro? No, noi abbiamo tenuto questa manifestazione ferma fino all'ultimo momento perché avevamo capito che non c'era spazio per noi in quella trasmissione, ci siamo preparati e adesso l'abbiamo fatta e abbiamo proprio cercato di farla una settimana dopo per dare proprio un segnale ben chiaro che non si può fare una trasmissione sul Dalmolin imitando soltanto la parte del no, che poteva aver parlato per 2 ore. Io ripeto, non entro nel merito, ma non c'è nessun contraddittorio. Quindi, allora, quale versione mancava in questa trasmissione? La versione sia il Dalmolin, cioè? Che il Dalmolin si deve fare, quali che sono i progetti, qual è che potrebbe essere l'utilità per la città, tante altre cose che non sono state sviscerate in quella trasmissione lì, perché ricordiamoci che Dimitri Kelis ha fatto soltanto ha parlato soltanto per la questione di politica estera. Allora, se diciamo così le cose si fanno o non si fanno a seconda del numero delle persone che vanno in piazza, il Dalmolin non si dovrebbe fare, perché sicuramente qui c'è meno gente di quella, diciamo. Ma sai, io anche qua ho qualche dubbio, perché ti dico una cosa, io guardo le persone che vengono a manifestare, quando vengono a manifestare no, lasciamo perdere la manifestazione che è stata fatta lì in gennaio. Qua abbiamo circa così grosso modo abbiamo dato fuori 250 mascherine, però non sono tutta gente della caserma, perché c'è stata gente che dentro sta lavorando, tanta gente che non è venuta. Qua ci saranno circa un altro 100-150 persone che vengono da fuori. Fai i conti e vediamo che siamo nella stessa maniera. Poi ricordiamoci che finora tutti i referendum che hanno fatto, telefonici, hanno tutti avuto a favore i Dalmolin. Beh, anche il nostro sondaggio sul Nord-Est per esempio ha più i sì dei no. Ma guardiamo il sondaggio che è stato fatto da Anno Zero, fatalità. Non l'hanno trasmesso in diretta ma poi sul sito, fatalità. Se si facesse una manifestazione per il sì di quelle nazionali, internazionali, verrebbero anche gli americani dagli Stati Uniti? Ma io sarebbero molto di più degli altri? Ma io presumo che verrebbero molte più persone, perché ricordati una cosa, la gente che non va in piazza, che non viene magari a protestare, è quella gente che lavora, quella gente che produce, non dicendo che qui non fanno niente, però è un altro tipo di persone, un altro tipo di modo di esprimere. Come vedi noi siamo qua, abbiamo quante ore sono? 6:30, 5:30. Alla fine si farà o non si farà? Ma è Dalmolin si farà magari nel modo sbagliato, però si farà. Questo se lo devo mettere in testa a noi stiamo. No, scusa, perché si farà nel modo sbagliato? Perché magari poteva esserci fatto in un'altra maniera, trovare delle soluzioni chiaro lavorandoci su. Attualmente non verrà fatto il Dalmolin. Cioè, questo è il concetto di base, che il Dalmolin è un progetto che si poteva magari trovare qualche soluzione. Il sindaco dovrebbe fare il referendum? No, che referendum fai? Dimmi, su cosa? Sì, sul sì o no? Beh, ma sappiamo benissimo che è il governo che deve darti la risposta. E se anche dovesse sì o no, e che poi il governo cambia, ricordiamoci che finora il governo si è permesso di dare una risposta non più di 2 mesi fa, il 17 di gennaio, e ancora è lì titubante, perché finora attualmente non c'è ancora una firma scritta da parte del ministro Parisi sul progetto del Dalmolin. Ah, Parisi non ha ancora ufficialmente firmato, vabbè, però il governo ha detto di sì. Beh, il governo ha detto di sì, però sai. L'unica cosa che può cambiare il governo è il prossimo dirà sì sicuramente. Questo l'hai detto tu? Non l'ho mica detto io. Ciao.